Sono passati circa 20 anni dalle prime indagini effettuate in vostra compagnia in questa bellissima isola da sogno, la Sardegna, nella quale con questo nuovo ciclo di puntate vi porteremo per poter cercare di individuare quella che è sempre stata la mitica isola al di là delle colonne d'Ercole. Ed infatti in questa prima puntata cercheremo di capire meglio cosa ci sia di vero sull'antica isola di Atlante o secondo alcuni di Atlantide. Le immagini che state vedendo in questo momento sono delle immagini esclusive di un sito nuragico. Adesso io cercherò di dare maggior luce, ecco, a questo ambiente, e stiamo esplorando in esclusiva per voi un luogo della storia e della memoria della Sardegna. Là è passato un pipistrello, stiamo scendendo in un pertugio e tutte queste masse terrose sarebbe interessante poterle analizzare, poter capire se per davvero sia stata una cosiddetta onda anomala che per l'appunto avrebbe d'obbligo al condizionale portato all'interno di questa cavità, il nuraghe, inteso oggi come cavità, tanta di quella terra o fanghiglia dal lontano mare. E noi siamo qua in esclusiva per voi per potervi regalare sia delle emozioni, ma per poter far luce per davvero sulla storia e riemersi dalle viscere della terra, o meglio da quello che è stato sepolto nel corso dei millenni della storia dalla terra. Incontriamo un amico di vecchia data, Sergio Frau, autore di un libro, Le colonne d'Ercole, un'inchiesta, e poi successivamente anche Onfalos con questa bellissima mostra. Quali sono le nuove scoperte che hai fatto, Sergio? Riscoperte, perché quello che è il mio lavoro è quasi un lavoro al servizio delle parole degli antichi. Il titolo del libro è Onfalos, il primo centro del mondo, la Sardegna di Atlante, il primo centro del mondo. Cioè uscendo dalle prime colonne d'Ercole, su cui mi hanno dato ragione da Carandini a Canfora, da Donadoni all'Accademia dei Lincei, perché è molto più pertinente che il confine fosse in un punto pericoloso e non a Gibilterra, dove il peggio purtroppo lo vediamo ancora oggi con tutti i morti che ci sono, il peggio era passato. Quindi al di là di quelle prime colonne d'Ercole al canale di Sicilia si va a sbattere a quest'isola di Atlante. Le parole di Platone diventano assolutamente satellitari, perché lui dice: al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola, da quest'isola si raggiungevano altre isole e il mare la terra che quel mare circonda. Quest'isola governava sull'intera Tirrenia,
aveva acque calde e fredde, aveva tutti i metalli, i vecchi più vecchi morivano solo quando erano stanchi di vita, tutte cose che sembravano ovviamente fantasticherie applicate a un'Atlantide al di là di Gibilterra. Insomma, come una terra leggendaria, ma che tu hai scoperto effettivamente essere esistita ed è tuttora sotto i nostri piedi, ci troviamo. In Sardegna assolutamente tutte queste cose strabilianti per Cuba e per l'Inghilterra diventano normali. Mio padre lavorava all'anni, si faceva la riffa con l'argento una volta l'anno, mia zia è morta a 106 anni, insomma tutto quello che sembrava eccessivo, e le acque calde, Cochinas, Sardara, Fordongianos, dappertutto. Tutte le nostre fonti termali. Tutte le fonti termali, e quindi sapevo che la Sardegna regge perfettamente le parti di quello che ci dicono i greci, ma anche l'Oriente intero. La cosa interessante è che ho voluto verificare se anche quello che dicono 15 autori greci, cioè che Atlante era al centro del mondo, e una mattina mi sono svegliato, ero a metà di questo libro, Il mulino di Amleto, che racconta una storia simile, cioè un mulino che organizzava spazio e tempo nell'età dell'oro e di Cronos. E insomma tutte e due queste storie, sia l'isola di Atlante che il mulino di Amleto, finiscono male per colpa del mare. Il mulino di Amleto finirà in mare a macinare sabbia, corpi, scogli e sale. L'altro, Atlante, Zeus, per punirli e renderli migliori, visto che si era troppo insuburbita questa potenza del re Atlante della sua isola, Da uno schiaffo, insomma, e cripta la storia in quel caso. la storia la cripterà questo spostamento delle colonne d'Ercole a Gibilterra, perché mentre si esce dalle colonne di Sicilia tutto si fa realistico, si tratta solo di verificare le cose. Ma questo Atlante al centro del mondo, che era rimasto sullo sfondo nel primo libro, con quest'altro libro del mulino di Amleto, dico, è possibile due storie identiche finiscono male per colpa del mare e tutte e due al centro del mondo. Questo evento, questo cataclisma, questo schiaffo di Poseidone, cioè questo tsunami che è arrivato sulla Sardegna, insomma, a chi è che dà così tanto fastidio? Beh, a chi ha sempre detto che erano conciati così, con massi di tonnellate spostati per depositi eolici. Cioè, è ignoranza, ma il primo anno te lo ricorderai che pensavano che parlassi di tsunami, un personaggio della tele. Di un anziano. Sì, cioè, poi c'è stata la cosa nell'Oceano Indiano, allora hanno incominciato, sì, ma è entrato poco. La settimana dopo il disastro dello tsunami nell'Oceano Indiano,
Le Monde Diplomatique è uscito col direttore del CNR francese, la sezione marina, e diceva: confessiamolo, non sappiamo niente del Mediterraneo occidentale, le prime 4 righe. Io ho trovato i saputelli sullo tsunami, al momento che Tossi mi dice, ma interessantissimo, queste cose qui, porto Stefano Tinti, che è il maggior tsunamologo per l'Europa e per l'UNESCO, e mi dice: guarda, una furia del mare che arriva fino a 560 metri sul costone della Giara, e chiunque la può verificare salendo proprio dalla strada tagliata nella roccia a Gestori. E le immagini che scorrono proprio in questi momenti riguardano un sito nuragico proprio della Giara. Della Giara o sotto la Giara? Perché la Giara fa da diga praticamente. Sì, è proprio sulla parete della Giara laterale, è una parte sepolta e l'altra leggermente visibile. Però quando tu arrivi a 560, questo l'abbiamo verificato con Ettore Tronci, che è geometra di Twili, appassionato di archeologia, che lo fanno santo per questa ricerca che nessuno aveva mai fatto. Con i droni, utilizzando il drone. Lui è Ettore Tronci, lo chiamo Ettore Dronci ormai dopo anni che lavoriamo insieme. Il discorso è che a un certo punto questa parete di fango finisce e torna fuori la roccia, ti giri verso Cagliari e vedi che c'è una montagna che da quel punto in poi protegge. Nella zona dell'altipiano della Giara di Sidi troviamo queste grandi pietre veramente imponenti, e le stesse furono posizionate dagli uomini nei millenni passati per poter creare come il varco d'accesso a questo imponente insediamento nuragico. Qui possiamo osservare una costruzione e nella parte alta un nuraghe che parrebbe essere stato sommerso da quella che veniva definita dal ricercatore Sergio Frau un'onda anomala, quindi dai fanghi portati, così è stato ipotizzato con il suo libro inchiesta, portati quindi da uno tsunami, dunque da una cosiddetta onda anomala. E adesso ci avvieremo verso i siti nuragici che sono, come potete osservare, sepolti dal fango e da quelli che vengono chiamati depositi da alcuni studiosi. Ma depositi di cosa esattamente, Sergio? C'è questa strana teoria che il Campidano ha smesso di fare le polveri a un certo punto, quindi depositi eolici accumulatisi negli anni. In realtà ci sono delle pietre di tonnellate spostate, quindi non è una cosa come puoi trovare nel deserto, che a forza di tempeste di sabbia. E poi una tipologia, insomma, una cosa assolutamente ignorante, cioè non è, infatti io ho fatto il titolo Via col vento, ma bei rindi, insomma, sinceramente, ma è assolutamente ignorante. E anche qui dalla geologia bisogna passare alla geologica, cioè al momento che tu trovi questa stessa tipologia in queste zone dove il mare può essere entrato, una domanda te la devi fare. Entriamo per un attimo nel tecnico, se vorrai, avvicinandoci a questo schema geolitico della Sardegna. L'onda anomala
lo tsunami da dove esattamente era arrivato? No, teniamo presente che Cagliari col suo golfo accoglie il mare a braccia aperte a 150 km. E siamo qui dunque, siamo proprio... Sì, da qui a qui sono 150. Poi si crea questo tubo di 25-30 km che un tempo era mare e che si è riempito per possenti invasioni marine. Quando sotto una coltre di possente invasione marina trovi i 100 nuraghi che abbiamo trovato noi, vuol dire che qualcosa è successo. La grande pianura del Campidano che spazia oltre l'orizzonte e al di là di quelle montagne via il mare, e alle mie spalle un altro imponente nuraghe, una delle tante costruzioni nuragiche che risalirebbero al 1500 a.C., che secondo il giornalista di Repubblica Sergio Frau, ma anche secondo altri studiosi, sarebbe il risultato di un'onda anomala che avrebbe portato dal lontano mare tanta di quella terra che avrebbe sommerso le torri ciclopiche, una sorta di Manhattan del Mediterraneo, naturalmente del periodo nuragico, criptando proprio questa civiltà, criptando la storia, mandando nel sottosuolo la civiltà nuragica, della quale si sono poi perdute le fonti scritte, e probabilmente sarebbe stata la Sardegna quella tanto famosa isola di Atlante, e secondo alcuni di Atlantide, della quale parlavano gli antichi greci. Insomma, il Campidano, e questa è una delle tante sovrapposizioni che criptano poi la ricerca della verità. Siccome si sa che il Campidano un tempo era mare, se trovi dei segnali marini, dici vabbè, era mare. Però appunto se trovi questo strato di fango sopra 100 nuraghe, è difficile che non ragionarci sopra, soprattutto appunto se sei pagato per ragionarci. Anche perché alcuni sono stati rinvenuti e da sempre conosciuti, belli abbondantemente fuori terra, perfetti, come quello calcareo che è situato a Osini, nella parte alta, e in altri paesi più nell'Ogliastra, quindi le zone più alte della nostra Sardegna. Dalla Giara fino alla Gallura non trovi più i nuraghi sepolti, cioè li trovi distrutti dal fico, da uno scavo lasciato a metà, cariato e lasciato a metà, ma non trovi, cioè appunto Losa, Sant'Antina, Rubbio. Praticamente c'è una tipologia che si verifica soltanto in questa zona azzurra, che è il terreno alluvionale. Questa è una mappa della Normale di Siena. E se voi volete, poi questo vedete che si irradia questo terreno alluvionale dentro la Sardegna. Non abbiamo un vaillant che fa cadere, non a caso vedremo i nuraghi sono tutti colpiti da sud verso nord. E questo effetto cosiddetto Venturi, quindi di getto, di spinta d'acqua, avrebbe quindi causato, abbiamo detto, questa... Come con Stefano Dinti, perché le ipotesi all'inizio, quando cercavamo di capire, cioè poteva essere un movimento di faglia nella parte, sai che c'è la faglia al nord della Tunisia, poteva essere un collasso di un vulcano marino, che pare che il Quirino potrebbe essere indagato. In realtà il maggiore esperto, che è venuto gentilmente 3 volte, ha detto l'ipotesi per spingere una tale massa d'acqua può essere un meteorite nel Golfo di Cagliari. Mi trovo in uno dei boschi più belli della Sardegna e sto cercando di capire se in quest'area denominata la montagna dei 7 fratelli siano presenti dei siti nuragici, degli antichi insediamenti, e se gli stessi, eventualmente anche d'obbligo il condizionale, siano stati o meno colpiti da quella che Sergio Frau definisce come un'onda anomala.
Noi con Stefano Tinti, appunto dell'Università di Bologna, ho detto guarda, io il meteorite fumante non sono in grado di cercartelo, però con Ettore Tronci e un drone ti mettiamo in fila i cadaveri eccellenti, poi siete voi che ci dovete ragionare. Di tutti questi scheletri, questi siti nuragici che sono per l'appunto questi, mortalati con l'uso dei droni, che sono, lo possiamo osservare, quasi del tutto ricoperti di fanghi. Ricoperti oppure massacrati, cioè quasi tutti comunque coperti. Ce ne sono. Barumini è il re dei sepolti vivi, perché lo stesso Lilliu, uno diceva che dentro aveva trovato sigillato al XII secolo. Tenete presente che un'altra confusione che secondo me si è creata, che tutti questi siti che bordeggiano l'ingresso dell'onda vengono sacralizzati, cioè Sardara, Barumini, Villanova Forru, Villanova Franca, diventano luoghi dove portare delle offerte, dove fare dei santuari, quindi veri e propri. Il carissimo istinto proprio, il nuraghe, ma anche una sorta. Questa è una mia impressione, oggettivamente ho una certa età ma non c'ero, ma noi a Roma su ogni chiesa abbiamo le manine delle alluvioni, quella del 700 è arrivata in 4 metri, abbiamo una testimonianza di Pausania che in Grecia proprio dice fecero un tempio a Poseidone proprio per indicare fin dove era arrivato il mare. Io ho l'impressione che in Sardegna sia successo più o meno la stessa cosa. Per questo poi trovi intorno a Barumini il villaggio che sacralizza Barumini, e non a caso c'è talmente tanto affetto verso quell'età dell'oro, e Lilliu stesso dice che col XII secolo non si costruiscono più nuraghe, finisce l'età d'oro della civiltà nuragica. E Sergio, a proposito di età d'oro, spostandoci su questo lato, è meraviglioso poter osservare anche da questa immagine, cioè la perfezione ancora circolare di quelle che sono torri. Qui ne contiamo 1, 2, 3, 4, sarebbe un pentalobato di più, 1, 2, vado in senso antiorario, 3 se non sbaglio, 4, 5, 6 e al centro. No, devi considerare, scusami, che qui c'è un'altra, e qui c'è un'altra, e qui c'è un'altra. Cioè il discorso è quasi in molte delle foto abbiamo la macchina di Ettore Tronci che è 4,30 metri, per cui hai torri di diametro di 10 metri sotto il fango. E questo è entusiasmante e terribile nello stesso tempo. È chiaro che al momento che ti succede una cosa del genere, che Dio ti fa uno scherzo del genere, il tuo mare ti fa uno scherzo del genere, la Sardegna non è più affidabile. Ed è questo che spinge alcuni in Barbagia, non i fenici vinti ma non convinti si ritiranno come in una riserva indiana. Tutti si combattevano, si sono talmente indeboliti in queste lotte fratricidi da lasciare questa fragilità a disposizione dell'invasione fenicia. Ma noi sappiamo che se neanche un nuraghe costruisce in periodo di belligeranza, perché se sposti 2 buoi per tirare un po', e come ne costruisci 20.000 di nuraghe in una situazione di guerra? E vedete, sto riscendendo verso le mura laterali del grande nuraghe. Qui osservate i grandi massi ed è un vero e proprio cumulo di terra e di pietre questo grande insediamento nuragico, ma in Sardegna ne sono presenti tantissimi di simili che noi vorremmo scoprire in esclusiva per voi. E oramai, lasciandoci alle nostre spalle la Sardegna, la terra di Atlante, anzi l'isola di Atlante, cosa
augureresti ai sardi, alle nuove generazioni, per poter far luce su questa meraviglia del passato, ma forse anche del futuro? Beh, che si riprenda il tempo perduto, che occhi nuovi e ragionamenti nuovi trovino spazio, che la Sardegna diventi il grande laboratorio archeologico dell'Europa e forse del mondo, con i giovani sardi che hanno fatto studi di archeologia, che possono diventare i padroni di casa della più bella ricerca dei prossimi anni. Quindi si spera il sol dell'avvenire, del resto l'abbiamo fabbricato noi, il primo sole, dicono gli egizi. Grazie Sergio e tanti auguroni per il proseguo delle tue ricerche. Se Dio vuole, grazie a te. Ciao.